Davide Scano è arrivato leggermente in ritardo perché cosa è successo? Mi è caduta la catena della bicicletta, anche perché io sono insomma un ciclista, vivo a Mestre e mi muovo per lo più in bicicletta. E questi sono gli imprevisti insomma dell'essere una persona normalissima che butta via la spazzatura al mattino, accompagna i bambini a scuola, prende i mezzi pubblici, usa la bicicletta, insomma va a lavoro, e questo è quello che vogliamo portare anche insomma nell'amministrazione comunale: essere persone normali che amministrano il bene pubblico. Una lista all'insegna della semplicità d'animo e dell'impegno civico, quella messa insieme dal candidato sindaco Davide Scano tra i militanti del Movimento 5 Stelle veneziano. Obiettivo dichiarato: portare in comune la rivoluzione. Noi vogliamo rivoltarlo come un calzino, vogliamo aprire Caffarsetti a tutti i cittadini che abbiano la possibilità di interagire direttamente con i consiglieri, portando le commissioni nelle varie municipalità e anche dando la possibilità di potervi accedere con orari che siano confacenti anche a chi lavora. Tra i candidati alla municipalità anche lo storico militante di tante battaglie a difesa dei residenti di Viale San Marco, Alberto Alberti. Ho scelto di candidarmi per la municipalità con i 5 Stelle per continuare anche un senso di sorveglianza del territorio e di stare col fiato sul collo, tra virgolette, anche all'amministrazione, insomma. Siamo persone appunto, come dicevo, comuni e che vogliono dare questi 5 o 10 anni per fare politica. Siamo in prestito. Come dice Beppe, noi non siamo professionisti della politica, facciamo solo al massimo 2 mandati e poi ritorniamo alla nostra normalissima vita.